Angelo Sala, ovviamente li sto citando come sono stati indicati sulla lista per le regionali. Angelo Sala, attuale responsabile provinciale enti locali, quindi anche lui ovviamente molto impegnato all'interno del nostro movimento, ma altrettanto conosciuto e apprezzato fra i nostri amministratori. Per le parole a supporto. Allora, che cosa sta facendo Roberto Maroni, cosa sta facendo la Lega? Sta facendo praticamente una proposta politica che fondamentalmente è l'unica proposta alternativa e seria che viene messa sul tavolo. Sto parlando chiaramente di Regione Lombardia. Le altre forze politiche attaccano, parlano male della Lega, ma di fondo obiettivamente non propongono niente che sia innovativo. Quindi il futuro da quella parte è quello che è successo fino ad oggi, quindi aumento delle tasse, trasferimento dei soldi che vengono versati nei contributi lombardi nelle casse romane e sperpero in una maniera allucinante come è sempre avvenuto fino ad oggi. La Lega invece propone questo progetto di cambiamento, che è un cambiamento forte. La gente che cosa vuole? Noi abbiamo fatto delle indagini di mercato, la gente vuole più sicurezza, vuole più lavoro, vuole più aiuto alle imprese e vuole una fiscalità più corretta. Allora, tutto questo è possibile realizzarlo solo attraverso questo, dal nostro punto di vista, solo attraverso questo progetto, che prevede appunto, come diceva chiaramente prima Christian, il fatto di riuscire a trattenere la maggior parte dei soldi prodotti dai cittadini lombardi in loco. A maggior ragione noi della provincia di Como, comunque le zone diciamo, di confine, hanno motivo di essere, scusate il termine, incazzati, perché a noi basta girare la testa 1 chilometro verso la Svizzera per vedere come si dovrebbe amministrare e come si dovrebbero ottenere i risultati. Noi purtroppo, perché io sono della città di Como, sono segretario, sapete, per parecchio tempo, abbiamo una città che è un colabrodo, abbiamo una provincia che è un colabrodo. Le strade fanno ridere, sembra di essere veramente un paese da terzo mondo, e mi fermo alle strade, non entro in altri settori, evitiamo il discorso delle paratie piuttosto che ci sono una serie di problemi sul tavolo. Allora, questi problemi possono essere risolti, potranno essere risolti solo ed esclusivamente se i cittadini capiscono che il passaggio è o noi ci teniamo i nostri soldi oppure di possibilità non ce ne sono. Io penso che noi siamo arrivati a un punto di non ritorno. Per anni abbiamo continuato a versare, il lombardo è abituato a tenere la testa bassa, a lavorare senza pensarci più di tanto, molto solidale, e finché ce n'è tutto sommato la cosa è andata in questa direzione. Oggi purtroppo, andando tra la gente, in questi giorni di campagna elettorale, andando tra la gente, la sensazione di disperazione. Chi di voi capita di camminare in centro alla città, io resto abbastanza sconvolto dal fatto che fino a qualche tempo fa sì, c'era qualche persona che cercava i soldi, cioè extracomunitari eccetera eccetera. A me sconvolge oggi trovare delle signore di qui, anziane, che ti chiedono l'elemosina, quindi questa è una cosa che fa veramente spavento. Sono persone che sono nate qui, che vivono qui e che probabilmente non riescono, anzi sicuramente non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi tutte queste problematiche della gente sono assolutamente sentite. Non c'è possibilità alcuna se non intervenire in questo modo. Cioè, i dati che citava prima Cristian dei 16 miliardi, stiamo parlando in termini, nella peggiore delle ipotesi, 16 miliardi che restano qui. Ovviamente razionalizzando i servizi se ne possono ottenere anche di più, ma di fatto quella è la versione diciamo, più limitativa. Sono soldi che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, quindi questo è il concetto che la gente deve capire. La campagna elettorale che ci sta aspettando è una campagna elettorale difficile, anche per i motivi che diceva prima Erika. C'è da parte della gente veramente uno scoramento che è devastante. Noi dobbiamo cercare comunque di dare delle speranze, ma non attraverso le solite promesse che vengono fatte da anni da parte di tutti i partiti politici, dando un progetto chiaro che dia la possibilità di risolvere questi problemi. Quindi questo è il nostro intento. Poi faccio una piccola considerazione. Personalmente, come tutte le persone che sono qua, che rappresentano una squadra sicuramente molto aggressiva, sono assolutamente contento di poter dare la mia disponibilità in una campagna elettorale di questo tipo. Io sono da oltre 20 anni nella Lega e il sogno di ogni leghista, quando io ero entrato a suo tempo, era quello di poter governare la propria terra, quindi l'istituzione massima che è la Lombardia, quindi poter correre e competere cercando di dare il mio contributo a questa idea, a questo sogno è sicuramente una cosa che mi riempie d'orgoglio. Noi ci mettiamo passione, ce l'abbiamo sempre messa, facendo gazzelli, facendo, ovviamente parlo
fatto esuberare per tutti, facendo attacchinaggio, andando tra la gente, prendendo insulti, perché comunque dentro i tempi soprattutto c'era, lo sa. Mi incazzo tantissimo quando sento parlare la gente, siete tutti uguali, perché non è così, non è così. La base della regola è una base assolutamente solida, pulita, onesta, e quindi queste cose veramente fanno girare le scatole, soprattutto per persone che mettono la faccia in tempi non facili, nel passato e nel presente, e quindi sono a disposizione. La stragrande maggioranza di noi non fa il politico professionista, fa il proprio lavoro, vive il proprio lavoro e ci mette tempo e determinazione al di là di quelli che sono i propri impegni personali. Quindi questo è opportuno che la gente lo sappia, visto che ci sono questi movimenti che vogliono proporre gente nuova per la politica. Noi siamo persone assolutamente normali, che per passione fanno anche politica, quindi questo deve essere assolutamente chiaro. Quindi con grande orgoglio dico sono ben felice di partecipare a questa corsa che sarà difficile, ma un risultato per me assolutamente certo, perché comunque i candidati migliori del nostro Presidente Maroni, lo chiamo già così, non ce ne sono. Abbiamo un progetto validissimo, abbiamo il miglior candidato possibile, abbiamo una squadra fenomenale. Di conseguenza questo è il futuro che ci aspetta. Testa bassa e come sempre. Ok, grazie.